Oggi si discute di transizione energetica, si discute di clima, si discute anche di rigassificatore. Intanto, quali sono gli scenari che si aprono dopo la COP28? La COP28 ci obbliga e ci sollecita a uscire dalle fonti fossili nel più breve tempo possibile, anche perché abbiamo degli impegni e degli obiettivi climatici che sono stringenti e sfidanti. Entro il 2030 noi dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 del 65% nel nostro paese e questo richiede anche un impegno più deciso sul fronte dello sviluppo delle fonti rinnovabili nel nostro paese e nella nostra regione. Purtroppo si installano ancora troppi pochi impianti. In Sicilia fine 2023, nel solo 2023 ne abbiamo installati 572 megawatt e noi per raggiungere gli obiettivi del burden sharing che ci sono stati assegnati dovremmo triplicare la potenza installata, quindi più fonti rinnovabili, più eolico e più fotovoltaico. Questo ci consentirebbe appunto di raggiungere nei tempi previsti gli obiettivi assegnati dalla strategia nazionale sulle emissioni climalteranti. Mentre ad Agrigento viene avanti comunque il rigassificatore. Sì, purtroppo non si fanno scelte decise e del futuro, orientate verso il futuro. Si guarda al passato come al rigassificatore, che è un vettore di fonti fossili, e quindi bisogna assolutamente abbandonare queste scelte per orientarci invece verso scelte più ambientalmente sostenibili, come sono appunto le fonti rinnovabili. È un problema politico? È un problema di visione politica, di mancanza di pianificazione industriale e di pianificazione energetica. Manca una politica in questo senso e noi appunto sollecitiamo sia gli enti regionali che nazionali che quelli locali ad costruire insieme una visione per realizzare i cantieri della transizione ecologica. Alla luce della COP28 finalmente si è scritto nero su bianco che bisogna uscire dalle fonti fossili, utilizzando magari un termine che è quello del transition away anziché phasing out, ma in realtà aver scritto che dobbiamo uscire dalle fonti fossili e che questa è una prospettiva che dobbiamo accelerare nel prossimo scorcio di decennio, che è quello che ci porterà al 2030 con gli obiettivi transitori, è sicuramente un grande passo in avanti. Lo dovremo fare triplicando le fonti rinnovabili e raddoppiando il tasso di efficienza energetica. Questo significa che dobbiamo credere veramente che appunto, se abbiamo la consapevolezza che c'è una crisi climatica in atto, necessariamente dobbiamo impegnarci affinché le fonti rinnovabili possano essere realizzate anche sui nostri territori. Intanto ad Agrigento si va un po' in controtendenza con la vicenda del rigassificatore che prende piede. Sì, di fatto le potenzialità che ha la nostra regione, che in questi anni è stata appunto decantata come un hub delle rinnovabili, di fatto rientra in piani del governo nazionale e il governo regionale come hub del gas. Dalla nostra regione arriva il gas dall'Algeria, dalla Libia, e non è una novità, ma la novità è che progetti che potevano essere di transizione energetica nel 20 anni fa, appunto con il gas, oggi ritornano inutilmente in auge, proprio perché se dobbiamo triplicare la produzione di energia da fonti rinnovabili, non possiamo distrarre somme importanti, investimenti importanti a questa rivoluzione.